Crediti fittizi da superbonus 110% in fase di imminente liquidazione per un valore che sfiora i 20 milioni di euro sono stati preventivamente sequestrati da Guardia di Finanza e Carabinieri al termine di un'indagine condotta sotto la direzione della Procura di Roma, ma iniziata dalla città metropolitana di Venezia, dopo una segnalazione presentata alla Tenenza Carabinieri di Mira da parte di un veneziano che aveva eseguito presso la propria abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus del 110% sulla spesa sostenuta. Dopo i primi accertamenti, infatti, è emerso un meccanismo fraudolento applicato su larga scala e riguardante più di un centinaio di persone in tutta Italia, in forza del quale si producevano crediti fittizi per un valore totale di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Il monitoraggio quotidiano dei bonus falsi ha quindi permesso l'intervento della Guardia di Finanza di Milano con il sequestro preventivo d'urgenza di crediti del valore di oltre 17 milioni e mezzo in fase di imminente cessione verso società terze estranee alla frode che li avrebbero utilizzati in compensazione delle imposte dovute con un conseguente danno per l'erario. Dopo il trasferimento del fascicolo per competenza, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Il procedimento si trova al momento nella fase delle indagini preliminari, nella quale vale la presunzione di non colpevolezza e contro il quale possono essere azionati i mezzi di impugnazione previsti dal codice.